Bentrovati con il nostro consueto spazio Face to Face. Oggi ospitiamo Mister Giuseppe Giordano. Bentrovato Giuseppe. Ciao Ettore, è un piacere essere qui. Vogliamo raccontare la tua storia non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista tuo caratteriale. Sei un allenatore, ma sei anche un uomo che ha a che fare con il mondo dello sport, della politica. E la prima domanda che ti voglio fare però esula un po' dal discorso politico, perché vorrei sapere, tu che sei dentro comunque il mondo degli allenatori, dove va questo calcio dilettantistico oggi? Beh, diciamo che come prima domanda mi vuoi mettere subito a mio agio. Cercherò di rispondere insomma, in maniera più semplice possibile. È chiaro che non è un mondo facile, perché anche nel dilettantismo si pretende subito un risultato e quindi ecco che avvengono molte sostituzioni in corsa. Però credo che la maggior parte dei tecnici che hanno l'opportunità di lavorare sia abbastanza preparato, e questo la dice lunga sul fatto che si vedono giovani, insomma, persone che si maturano attraverso le loro esperienze. Quindi è chiaro che secondo me il sistema calcio dilettantistico, come quello professionistico, ma stiamo parlando di dilettantismo, dovrebbe insomma quantomeno regolarsi un po' di più, mettere delle piccole diciamo, nozioni nuove per far sì che insomma non si perda, perché di solito si dice il pallone sta un po' sgonfiandosi, no? E allora, Secondo me è già sgonfiato. Sì, però noi abbiamo sempre di riserva una pompa per gonfiarlo, e quindi dobbiamo cercare di evitare tutto quello che accade nei campi dei settori giovanili, che ogni settimana succedono delle situazioni che non danno beneficio a tutti i sacrifici che fanno. E secondo te deve cambiare da lì il mondo del calcio? Dai dilettanti, ma dai piccoli? Sì, diciamo che a cascata insomma è la base che deve sicuramente pensare un po' di più, perché si pensa molto al tatticismo, si pensa proprio al risultato, invece poco al gioco. No, ma alla crescita, che è importante. Alla crescita ti porta magari a perdere 2 o 3 partite di fila, però poi hai la consapevolezza di aver fatto il tuo dovere, hai sudato, sei stata alle regole, pensi che il martedì poi riprendi gli allenamenti e sei pronto per non perdere la successiva partita. Ecco, queste sono, diciamo, le prime nozioni, secondo me, per riportare un'altra volta entusiasmo in questo bellissimo, affascinante mondo del calcio. Il mondo della politica, quanto incide effettivamente nello sport? Tanto perché attraverso chi ci rappresenta a livello politico loro sono in grado di poter finanziare con dei bandi, delle possibilità, e quindi questi soldi che arrivano dalla regione o a livello diciamo, centrale da Roma sono quelli che poi alla fine fanno sì che le strutture all'interno dei vari contesti si possono insomma quantomeno ripristinare, aprire, mettere in condizione che lo sportivo, il classico, la classica persona che finisce di lavorare ma sa benissimo che c'è uno spazio dove puoi andare ad allenarti, a sfogarti. Strutture adeguate. Ecco, questo è quello che secondo me la politica fa, e poi secondo me anche la politica deve aiutare diversi personaggi che nel calcio dilettantistico e nella nostra regione hanno portato un po' di soldi, innovazione, idee, programmazione, e guarda caso chi ha portato tutto questo sta vincendo i campionati. Le vittorie, secondo te, tu che sei un allenatore, possono cambiare il carattere proprio dell'allenatore, del mister? Si cambia se si vince? No, alla lunga probabilmente diciamo che la qualità del lavoro, la qualità del tuo modo di fare all'interno del gruppo sicuramente può aiutarti la vittoria, però è chiaro che dobbiamo sempre pensare che dall'altra parte ci sia sempre l'avversario, che può succedere che una palla prende il palo, la traversa, magari poi fai un errore e perdi le partite, quindi in un contesto che magari può essere un risultato negativo devi prendere sempre il meglio per poi riproporlo
alla squadra quando poi riprendi gli allenamenti. Però è chiaro che tu mi insegni che il risultato positivo aiuta a C'è anche un'autostima. a migliorarsi, ad avere, come dici tu, quella capacità di pensare sempre in positivo, quindi anche nel preparare le partite, anche nel condividere, nel vivere nel contesto dove stai. Chiaramente la vittoria ti permette di avere una certa qualità. Giuseppe, vorrei farti una domanda forse un po' impegnativa. Hai mai provato invidia, gelosia nei confronti di altri tuoi colleghi? No, non perché ritengo che qualsiasi cosa che un collega è riuscito a portare in porto, scusa il disguido delle parole, è proprio perché è stata una cosa che lui si è creata, e quindi bisogna magari farsi le domande. Certo. Come ci sei arrivato? Quali sono state, diciamo, le strategie? Studiarlo. Ecco, però l'invidia no, perché, ripeto, non credo che noi non siamo qui per giudicare, noi dobbiamo sempre aiutarci tra di noi. Questo è quello che dice Papa Giovanni. Papa Giovanni dice di aprire le porte, di ascoltare, quindi anche nel mondo dello sport, ripeto, sai, se ho la possibilità ti racconto un aneddoto che io lo porto sempre dietro, e a un certo punto poi lo dico sempre perché è una cosa che mi sono portato dietro, l'ho studiata. E quindi la ritengo molto importante. Ho fatto un corso di aggiornamento a Coverciano e c'era il professore di psicologia che a un certo punto disse a tutti noi: ragazzi, se io ho €1 e lo scambio con voi, a casa andrò sempre con €1, ma se io scambio €1 con te, andrò a casa con €2, con 2 idee, con 2 modi di fare, e quindi io faciliterò il mio compito. Ecco, questa è una cosa che io dico sempre, ecco, l'aggiornarsi, l'osservare, lo studiare ti permette, sapere potere, ti permette di sbagliare meno. E oggi come oggi, chi sbaglia meno, secondo me ha un valore aggiunto non importante nella società. La tua risposta mi è piaciuta. Qual è il sacrificio più forte che hai dovuto in un certo senso fare per coltivare il tuo sogno per diventare allenatore? Ma guarda, intanto ho avuto la grande fortuna di avere un genitore, papà, che è stato un presidente di squadra dal 75 all'85. Papà si è divertito ad avere delle squadre nel Palermitano, tra prima categoria, seconda categoria, e allora erano squadre che come se fossero... Erano categorie un po' più importanti. pesanti. Quindi io ho vissuto questo periodo. Quindi non ero il figlio del presidente, ma ero classificato come un calciatore di quella società. Poi ho avuto anche la fortuna di andare al Palermo, e quando poi, insomma, mi è venuta la grande occasione di stare un anno tra i professionisti, poi insomma mi sono sposato troppo giovane, ho avuto dei figli diciamo molto presto, e allora mi sono fermato in Sicilia, e poi a 29 anni ho deciso di fare l'allenatore e sono partito proprio dalle basi, insomma ho preso i patentini, ho fatto 10 anni di federazione. E questi sono sacrifici, Però l'ho sempre fatto per cercare di avere anche uno spazio, ecco, perché sai, non è che avevo un lavoro fisso, dici ok, finisco con tutto il rispetto e poi mi vado a divertire, no, l'ho sempre cercato di fare a livello professionale, cioè mi alzo la mattina, porto le mie idee e poi il pomeriggio li rimettiamo in campo. E quindi questo è una cosa che mi porto da 30 anni. Ho avuto i miei passaggi e sono contentissimo perché, ripeto, ancora un titolo nazionale a livello juniors ce l'abbiamo. Te lo tieni stretto? Me lo tengo stretto e mi auguro che tanti altri riescano a ottenerlo. Sono stato tra i professionisti anche per poco tempo, ho fatto tutte le categorie ma anche per qualche settimana, però ho vissuto, cioè, dico, non mi sono fatto mancare niente. E tutto questo con tanti sacrifici, sì, c'è la famiglia, ci sono magari i figli. Ho tolto qualcosa ai miei figli, ma con la consapevolezza che, insomma, che in quel momento stavo facendo quello che mi piace fare. Io non mi sono mai, diciamo, limitato nelle cose, ho aspettato, ho saputo vedere, però è chiaro che, insomma, fino adesso, devo essere sincero, se mi guardo un po' indietro, io stesso mi faccio le domande, dico, vero, non ho mai fatto anche campionati però
Però per quello che hai fatto... Eri sul pezzo sempre. E sono tuttora sul pezzo. Bravo. E mi auguro di essere anche da domani in poi, insomma, sempre sul pezzo, perché finché abbiamo la salute possiamo dare un piccolo contributo a tutti. È giusto. Il calcio di oggi, soprattutto quello dilettantistico, va probabilmente verso una direzione irreversibile. Ci sente, secondo me, troppo professionisti quando effettivamente non lo si è. O sbaglio? Allora, noi abbiamo un campionato importante, quello dell'eccellenza, dove per certi versi nella maggior parte delle piazze è vissuto e condiviso come se fosse un semiprofessionismo, con 5 allenamenti, mercoledì doppia. Ma questo doppia sminuisce seduta. però sì, il infatti, discorso della parola dilettanti. È che c'è tutto un giro economico non indifferente, perché magari sai, in quarta serie Lega Pro è vero che magari sei protetto dalla federazione e compagnia varia, però ci sono momenti in cui non ci sono gli stipendi. Invece magari in eccellenza, in piazze, per avere il bomber o per avere il nome, si fanno dei sacrifici con delle cifre che secondo me messe da parte si potrebbero fare 2 o 3 campionati e far divertire i giovani del proprio territorio, perché alla fine io credo che, per rispondere alla tua domanda, questi sono campionati dove se io ho la forza allora è chiaro che io devo puntare a vincere il campionato, ma se io mi devo divertire, allora in quel contesto dei 24 io devo mettere 10, 12 ragazzi che devo fare crescere. È vero, posso perdere una partita, ma probabilmente ne vincerò un'altra, però io mi costruisco i miei giocatori all'interno della mia squadra per poi o proporli o avere sempre un ricambio, e questo è quello che secondo me i dirigenti di questa squadra dovrebbero incominciare a pensare. Quindi è irreversibile, perché ormai si va verso tutti quella direzione. Sì, tutti su quella direzione, che tutti vogliono vincere, tutti vogliono essere sul carro vincente, però alla fine sempre uno. Sempre uno. Anche se abbiamo la possibilità con le 4 diciamo, che poi partecipano ai playoff, che magari hanno un mese in più e magari ne possono avere un'altra, però ripeto, tutte le altre che sono in quella situazione di tranquillità, io lì dovrebbero lavorare con i settori giovanili, che è importantissimo. Tra l'altro tu hai sottolineato, diciamolo pure, il campionato di eccellenza, che ormai proprio di dilettantismo c'ha poco, mentre invece ancora, per fortuna, quantomeno il campionato di promozione o quello di prima categoria, questa veste di dilettantismo ce l'ha ancora cucita addosso. Anche se negli ultimi anni devo dirti che anche in promozione si rischia quasi assorbimento con l'eccellenza. Perché ci sono stati giocatori che hanno giocato per tanti anni in Serie D, sono scesi in eccellenza, tanti anni in eccellenza, adesso si avvicinano a casa, magari non ce la fanno un allenamento in meno, magari qualcuno ha trovato un posto fisso e quindi scendono in promozione, aumentano il tasso di qualità in promozione, e quindi insomma, per esempio il Piana, il San Giorgio Piana, con 3-4 giocatori che adesso sono in eccellenza, sono andati in eccellenza proprio per il fatto che magari qualcuno non vuole allontanarsi, magari qualcuno ha fatto famiglia, c'ha il bambino, non vuole allontanarsi, però porta qualità in quel contesto e insomma i risultati si vedono. Diciamo che sono rimasti dilettanti nella mentalità, ma nell'atteggiamento sono diventati quasi dei professionisti. Sì, guarda, io lo vedo quando facciamo le partite, no? Dalla Democrazia Cristiana, no? Che sono tutti componenti della DC, no? Magari c'è qualche ex calciatorino, no? Che io quando vengo dico: ragazzi, facciamo la chiacchierata, vediamo chi deve giocare, chi non deve giocare, magari tu stai 10 minuti a parlare, no? Poi quando entri in campo ognuno pensa di essere il Messi o il Ronaldo della situazione, no? Quindi, pensa poi insomma in campionato dove i 3 punti contano e contano anche la classifica. Nel tuo cassettone dei ricordi, siamo in chiusura di questo nostro faccia a faccia, cosa tiri fuori? Una vittoria, una sconfitta, un litigio, un aneddoto particolare? No, l'aneddoto particolare è che dopo, per esempio, dal 2001 al 2006, io ho avuto la grande fortuna di essere il selezionatore della rappresentativa di quarta serie dell'Under 18, e in questi 4 anni ho fatto 3 finali. La prima l'ho persa ai rigori, la seconda l'ho persa ai tempi supplementari e la terza, ahimè, forse dove non ci speravo, l'abbiamo vinta a Misano Adriatico. Ecco, il fatto di avere non raggiunto nelle due finali mi è rimasto il rammarico, perché credo che avevamo fatto bene.
magari quando poi non te l'aspettavi arriva la soddisfazione. Con Calarco, che poi ha fatto anche una discreta carriera al Brescia, siamo riusciti a vincere questo titolo e poi insomma è stata una liberazione perché abbiamo raggiunto l'obiettivo tutti insieme e quindi questo mi ha gratificato per quello che insomma era il contesto. Attenzione, perché in questo cassettone mi stai parlando solo di ricordi calcistici, però è anche vero che nella propria vita ci sono tanti altri bei ricordi, probabilmente la nascita del primo figlio, oppure chissà il giorno del tuo matrimonio. Questa parte della tua vita fa parte comunque della tua esistenza. Del matrimonio non posso parlarne perché già ne ho fatti 3 e quindi... Ah beh, allora in questo caso non ti sei fatto proprio mancare nulla. Non posso dire è stato bello il primo, è stato bello il secondo, è stato meglio il terzo. Però sotto l'aspetto, diciamo, di questo contesto che è la famiglia, che è la cosa che mi fa veramente piacere, ogni tanto insomma mi guardo dietro e dico beh, bene o male, insomma, con tutto quello che hai combinato in questi anni hai una famiglia bellissima. 4 figli, insomma 4 nipotini che ti chiamano, nonno vieni qua, parliamo, diciamo, giochiamo, insomma queste sono le cose che poi alla fine contano. E questo è il ricordo bello del cassettone. Sì, questo è, e mi auguro di poter continuare a vivere e condividere la crescita di questi bellissimi bambini che insomma i miei figli mi hanno regalato. Giuseppe, grazie perché ti sei raccontato a viso aperto e questa è la cosa più bella proprio all'interno della nostra trasmissione. Grazie a te per la grande opportunità e insomma ci auguriamo il meglio perché insomma per tutto quello che si sente in giro insomma bisogna stare attenti. Giusto, grazie a Giuseppe Giordano, l'ospite odierno del nostro Face to Face. Appuntamento al prossimo.